La mia profonda passione per il capolavoro dantesco parte da molto lontano. Era infatti l'anno 1970 quando realizzai la prima scultura in legno, a cui ne seguirono altre negli anni a venire. Questo percorso espositivo è frutto di un intenso lavoro che mi ha visto quasi totalmente assorbito dal 2015 ad oggi, portando a compimento così il mio grande sogno di interpretare in scultura la prima cantica della Divina Commedia, caratterizzata da 70 opere. Le opere di questo percorso espositivo presentano varietà di tecniche, di materiali impiegati e diversità di grandezza. Si passa dalla scultura a tutto tondo al basso rilievo e all'alto rilievo, e poi dalla terracotta alla ceramica, al legno, alla resina, all'acciaio e al bronzo, nonché da opere di piccole dimensioni ad altre decisamente monumentali.